All'Olimpia Volley di Padova si respira già aria di primavera. Il club infatti sta mettendo in atto un ambizioso programma di sviluppo, con l'obiettivo di rilanciare al meglio la pallavolo femminile nell'ambito giovanile. Con oltre 100 atlete iscritte nelle varie categorie dal mini volley alla prima divisione, la società, da 26 anni presente nel volley padovano, si è rinnovata anche ai vertici. Abbiamo chiesto ai principali componenti dello staff le novità di quest'anno, iniziando da Roberto Peratoner, che sostituisce Rino Greggio, storico presidente dell'Olimpia. Quest'anno Olimpia Volley ha fatto un bel salto di qualità, ci sono 120 atleti iscritte dal mini volley fino alla prima divisione e sono stati inseriti anche delle nuove figure professionali come il direttore tecnico e anche il direttore sportivo. Quest'anno l'obiettivo che ci siamo posti è di migliorare la situazione di classifica del campionato scorso. Ci stiamo adoperando per questo tramite l'inserimento di atleti di esperienza e abbastanza mature per questa categoria e una maturazione notevole delle atlete più giovani, cercando di creare un gruppo molto più solido. Quest'anno è la soddisfazione di lavorare con un gruppo non eterogeneo come età, ma che proprio in questo ha la sua bellezza, perché c'è la possibilità di interscambio tra l'esperienza delle ragazze più mature e la freschezza delle ragazze più giovani. Innanzitutto dalla crescita di noi ragazze giovani, e a questo si aggiunge anche l'inserimento di nuove giocatrici nella squadra, più mature ed esperte, che hanno reso possibile la creazione di un gruppo più compatto e di buon livello, e ciò si è visto anche dall'andamento della Coppa Veneto. Mi piace pensare che il buon inizio di quest'anno sia la continuazione di un progetto tecnico iniziato insieme a tutto lo staff 2 anni fa, che ha portato al primo anno al conseguimento della Final Four provinciale di Under 16 e che non aveva come obiettivo quello della vittoria del campionato di terza divisione, ma quello più a lungo termine di forgiare atlete che potessero in futuro far salire il livello tecnico della società. Il fatto poi che già 3 di queste ragazze abbiano raggiunto la prima squadra assieme al miglioramento anno dopo anno dei risultati della terza divisione stessa ci dicono che probabilmente la strada intrapresa è stata quella giusta. Dobbiamo inoltre citare le allenatrici che avranno il compito più difficile, quello di far maturare il settore giovanile. Dall'Under 16 alle più piccole del mini volley, Tania Garavello, Francesca Sambo, Sara Montico, Elisa Girotto e Martina Peratoner giorno per giorno si prodigano per dare alle proprie atlete un futuro di successi. Non potevano certo mancare le opinioni delle nuove figure tecniche e dirigenziali, partendo dal direttore sportivo approdato all'Olimpia dopo un lungo percorso positivo al Thermal Volley di Abano. Ma sicuramente è un anno di lavoro pesante, perché abbiamo un po' ristrutturato tutta la società, come tutto il direttivo sa. Abbiamo delle buone prospettive, c'è da lavorare sicuramente, è un settore giovanile che sta venendo su, le prime squadre stanno lavorando benissimo, però è presto per fare un bilancio. Diciamo che siamo sul punto di partenza, siamo partiti bene, speriamo di proseguire su questo passo. Per finire con il direttore tecnico, l'anno scorso in panchina con la prima squadra. Il lavoro tecnico è iniziato 3 anni fa con ragazze giovani insieme a uno staff tecnico ben preparato, sta incominciando da quest'anno a vedere i propri frutti grazie alla maturazione di queste giovani, unito all'inserimento di ragazze molto più mature. Siamo contenti perché finalmente un lavoro approda a buon fine. E noi ci aspettiamo un gran finale di stagione da questa storica società che tante soddisfazioni ha regalato in passato.